We are going to the mountain. To the mountain! Eccoci. Allora, abbiamo cercato su Google la posizione di un noleggio auto, poi abbiamo utilizzato un'app che si chiama Movit per trovare un bus che ci porta nel luogo dove noleggeremo l'auto e adesso ci stiamo muovendo in direzione della stazione. Movit è un'app davvero utile, in Giappone non ero mai riuscito a utilizzarla, ma qui va veramente di lusso. Ti dà un sacco di indicazioni su orari, fermate e anche dove ti trovi attualmente. Il biglietto per Kilmedean costa 5 euro e quindi andiamo solo io e Michael a prendere la macchina, poi passiamo a ritirare le ragazze. Sveglia alle 9, partenza in autobus alle 10 e tra una cosa e l'altra sono già le 11 di mattina. Wow! Eccola la nostra macchina! Scherzetto, invece è questa. Alla fine abbiamo speso circa 70 euro invece che 45 perché c'era anche la garanzia. Però direi che ne vale la pena in 4, molto più che non andare in bus. Tra l'altro è la prima volta che guido un'auto fuori dall'Italia, quindi sarà divertente. I don't know how to... No, just... It's a normal car, man. No, maybe you have to press the brake, just for security. What? I'm recording everything. He will be thinking, what the fuck are doing these guys? And be careful with these ones, because they are in the opposite side. Oh. Yeah, we're going, guys. Arrivati. No. What is arrivati? Okay. Okay, you got it. Yeah, Okay, yeah, you got it. I will stop. You have David. È un po' difficile pensare a dove bisogna girare e cosa fare, ma non così difficile. Niente, neanche partiti abbiamo già perso le ragazze. Or not. Ed eccoci alla volta di un lago dal nome impronunciabile, qualcosa come Kumshingan Lake. Michael, che è un appassionato di hiking, ha trovato il percorso tramite un'app che si chiama All Trails, molto utile. Ed in totale questa escursione dovrebbe durare all'incirca 4 ore. Non penso che sia questo il percorso, però l'importante è andare in alto. 4 ore ovviamente se non si contano gli imprevisti e i cambi di percorso. Imprevisti come la mancanza assoluta di campo e quindi l'impossibilità nel seguire le indicazioni dell'app di Michael. I think it's comfortable. One moment. It's wet. It's a little bit wet, yeah. Oh, the lake. Beautiful. Ah, you did the lake. I want to try what? Don't fall. E fra video, risate e foto perdiamo un sacco di tempo, ma contemporaneamente non ci rendiamo conto di quanto stiamo camminando, quindi il percorso è molto più leggero. Irlanda piovosa o fredda? Finora ho visto solo 2 giorni di pioggia e freddo neanche un po', veramente, molto più freddo in Italia. Oh, vecchie, forse abbiamo raggiunto il vero lago. Bagno e pranzo, che c'è di meglio?
E poi la parte più faticosa di tutta l'escursione. Aspetta, già arrivati? Rivediamolo al replay. Sì, perché in fondo tutti sanno che anche se la somma delle aree costruite sui cateti equivale all'area costruita sull'ipotenusa, bene o male comunque l'ipotenusa è più corta. E voi starete pensando, ah, beh, quello che intendo dire è che abbiamo tagliato completamente il percorso andando dritto per dritto su per il crinale. Viva Limis! Le omnie, le oppine, le... Oh! It's really beautiful there also. Adesso entriamo in una nuvola. Dobbiamo anche sbrigarci che tra un po' viene buio, ecco. E dopo un ultimo grande sforzo arriviamo sulla vetta. Qua il percorso diventa pianeggiante. L'unico problema è l'acqua. Infatti il terreno è completamente zuppo e ci bagniamo tutti i piedi. L'unico che si salva è Mikel, che da bravo appassionato di hiking ha le scarpe completamente impermeabili. Nonostante l'acqua e il vento, comunque il percorso merita veramente. Il paesaggio è uno spettacolo e i colori sono veramente una meraviglia. Ed è così che tra nuvole di pecore e pecore di nuvole arriviamo alla fase di discesa, che in realtà è la più pericolosa di tutta la camminata, dato che le rocce sono molto scivolose, quindi bisogna scendere con molta cautela. Questo comunque non ci impedisce di goderci la visuale di questo versante della montagna. Sono le 4:30 e inizia a fare buio, ma ce l'abbiamo quasi fatta ormai, siamo arrivati. Leonie invece ha fatto un capitombolo, ci siamo spaventati un sacco, tutti quanti. C'era Sara che urlava no! You're a little bit ugly. Yes! We did it! So, what do you think about the trip? Scary. Oh, hard, it was hard also. Yo man! I can't believe it. Oh my God! Are you going to sleep here? Yes? Yeah? Yeah? Great. E poi niente, dopo una giornata ricca di salute siamo finiti al McDonald's. E sono stato costretto a provare il gelato che, vi dirò, non ho trovato così interessante, forse perché non l'ho mangiato con le patatine fritte come solo Sara poteva fare. Tra l'altro voi vedrete questo video domenica, ma oggi è sabato 25 ed è ancora il compleanno di mio padre che fa 59 anni, quindi gli mando tanti auguri e un abbraccio.